Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Max Payne 3. Ci ritroviamo nuovamente in compagnia al nostro pelatone di turno per andare avanti all'interno della nostra campagna in single player. Allora, dopo aver fatto fuori numerosi membri di questa stranissima favela, continuiamo verso l'oblio, quindi andiamo avanti e soprattutto cerchiamo di mantenere tutte queste munizioni che non sono molte, quindi cerchiamo di limitarci un po'. Sono riuscito a trovare un pacchetto di antidolorifici, quindi sono entrato in quella farmacia che c'era laggiù e quindi sono riuscito a ripristinare il nostro stato dinamico. Quindi saliamo qua su, vediamo se c'è qualcosa di importante. Niente, niente, sempre il solito look con la maglietta di Pappagallini. Benissimo, andiamo avanti. Allora, qua sotto c'è qualcosa. Filios de Hugum. Non voglio neanche tradurlo, ragazzi, spero che l'abbiate capito. Vediamo un po'. Un condensatore, anzi penso che sia un compressore. Boh, non ho idea di cosa sia, non sono esperto in meccanica. Bene, qui c'è un bel catenaccio. Possiamo buttarlo a terra con un proiettile. Ottimo, ricarichiamo. Bene, diamo un'occhiatina cosa c'è qua all'interno. È probabilmente la ragazza che stiamo cercando. Ecco, anche io l'avevo pensato. Oh mio Dio, ce l'hanno con questa povera ragazza. Vediamo se la lasciano stare. No, merda, la prendono in giro pure. Vediamo se il nostro Max può fare sempre il solito eroe di turno. Sempre le solite ferite. Beh, forse ho capito che cosa intende Max. No, merda, Max, sempre il solito sgorbutico. Stai attento. Merda, ragazzi. Wow, azione alla 007. Vediamo. Oh mio Dio, Max, stai attento, non hai più la tua età. Merda, 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 attenzione. Saliamo, guardate dei colpi che ci passano accanto però. Ma una destarrezza nel nostro Max e ovviamente il cuore fa sempre da strada. Abbiamo scelto di salvare questa donnizuola e vediamo di farlo. Ammazziamo quest'ultimo stronzetto. Ma quanti proiettili ha questo uso, ragazzi? Più che un uso mi sembra un M60. Cioè, mamma mia, un caricatore grande quanto la testa pelatona di Max. Ok, ricarichiamo. Benissimo, abbiamo trovato anche un bel antidolorifico mentre ci stavamo facendo questa bella salita. Sempre la solita ferita in testa abbiamo. Ok, dobbiamo però raccimolare qualche proiettile in più, ragazzi, perché ovviamente siamo a secco sia di munizioni che di vita. Un bel HPino, prendiamolo. Ottimo. Allora, vediamo un po' dove si ritrovano questi stronzetti e soprattutto vediamo dove stanno nascondendo la ragazza, che è la cosa più importante. Ma dove ci sparano? Neanche me ne sono accorto. Ecco, stronzo. Beh, la Max spara come un soldato dell'Unione Sovietica, mamma mia. Guardate come tiene la K-47. Chissà se questi proiettili sono in grado di perforare il muro. Quello non mi sembra calcestruzzo, Max. Sono due pezzi di lamiera attaccati là con uno sputo. Puoi buttarli direttamente giù. Andiamoci, facciamoci questa stradina. Merda, merda, guardate quel ciccione come ci sta ammazzando. Meno male che abbiamo ancora una bella scatoletta di antidolorifici. Prendiamoci quindi la pistolina e l'uzo. Ottimo, ricarichiamo. Abbiamo ancora un caricatore. Attenzione Max, attenzione, siamo completamente fritti, ragazzi. Però grazie al cielo, guardate cosa c'è qua su. Probabilmente hanno lasciato una vecchia. Probabilmente questa fabbrica era una sorta di azienda farmaceutica, che ci sono ben 3 antidolorifici all'interno delle tasche del nostro fantastico Max. Quindi cerchiamo adesso di avanzare, perché probabilmente ho visto un'arma qui a terra, questo fantastico fucile. Stiamo molto attenti perché dobbiamo trovare soprattutto una posizione per ripararci. Allora, vediamo un po'. Allora, lì c'è uno stronzetto che ci sta puntando, quindi cerchiamo di buttarlo al tappeto. Un altro qui. Di Max sono 2 pezzi di lamiera, puoi direttamente buttarli a terra. Mio Dio, ci hanno ammazzato. Bene, con questo bel proiettilone in testa possiamo recuperare il nostro stato dinamico e recuperare quindi questi belli antidolorifici che abbiamo in tasca. Fantastico, guardate quello che si è scatenato soprattutto per questa ragazza. Meno male che Max segue sempre il suo cuore e mai il suo cervello, e adesso meno male che siamo in questa fantastica fabbrica ad allenarci al tiro al bersaglio. E soprattutto, a proposito di tiro al bersaglio, qua c'è qualcosa di importante, una bella bombola. Possiamo farla saltare in aria per ripulire tutto quello che c'è laggiù. Benissimo, adesso abbiamo fatto saltare tutto in aria, non ci sarà più nessuno, possiamo andare avanti. Mio Dio, spara Max. Chi è questo ciccione? Mamma mia, che paura, nasconditi. 4 proiettili, fucile a canne mozze, è utile, utile. Vediamo un po' cosa troviamo. Oh mio Dio, gli abbiamo fatto saltare la testa. Mamma mia, ragazzi, vediamo un po' se possiamo buttare a terra questa pistolina del piffero. Ok, prendiamoci il nostro uzo e teniamoci soprattutto il fucile a canne mozze. Vediamo chi c'è qua dentro. Ok, nessuno, diamo un'occhiata dietro. Ottimo Max, basta, basta, basta. Ok, nascondiamoci, vediamo che c'è qualcosa. Fucile a canne mozzo d'oro, bene. Io direi di venderlo, ragazzi, oh mio Dio. Attenzione, l'avete visti? Colpi in
testa, un altro colpo in testa. Però è strano, ragazzi, questa cosa non è molto realistica, perché non è che siamo molto vicini. Il fucile a canne mozze non è che spara a tutta questa distanza. Cioè a occhio e croce ci saranno se no 5, 6, no, di più, siamo molto distanti. I fucili e i proiettili a pallettoni non credo che possano arrivare fino là sotto ed effettuare tutti questi danni. Bah, questo è abbastanza strano. Vediamo di prendere questo AK-47 qua a terra e ricaricare soprattutto. Sento parlare però, questa cosa non mi piace. Vediamo. Dov'era? 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 Ah, eccolo! Maledizione, non me ne ero neanche accorto. Avanti, Max, alzati. Facciamoci questo bel salto. Vediamo se c'è qualcuno. Oh mio Dio, eccolo qui dietro l'ingranaggio, questo ingranaggio antico. Merda, 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 prendiamo la pistolina, Max. Oh mio Dio, nasconditi, nasconditi. Ecco là un altro stronzetto, però non abbiamo più vita, ragazzi. Mamma mia, chissà come faremo adesso. Merda, senza giubbetta antiproiettili quello stronzetto, solo a petto nudo. Mamma mia, il vero duro abbiamo qua davanti a noi. Ah, ok. Vediamo un po', possiamo anche far fuoco al tubo dell'acqua e può anche perforarsi, wow. Ci sono altri antidolorifici, vediamo, ne vedete, ragazzi? Ho paura a uscire qua fuori, però... Oh mio Dio, dov'è? Dov'è l'altro stronzo? Eccolo lassù. Merda, merda, difficile. Difficile. L'abbiamo preso? Probabilmente sì. Un altro. Beh, su ragazzi, vediamo quello che riusciamo a raccimolare. Soprattutto non abbiamo munizioni, maledizione. Stiamo attenti che da queste porte soprattutto è molto probabile che spunti qualcuno. Infatti guardate laggiù, facciamoci questo bel salto. Ok, l'unica arma che abbiamo disponibile quindi è questo uso che abbiamo in mano. Attenzione a quest'altro stronzetto davanti a noi. Ottimo, fantastico. C'è qualcun altro, qua è molto pericoloso. Vediamo un po'. Benissimo, ehi, uno stronzo. Ok, diamo un'occhiata. Ok, con la magliettina, con la fantastica smile. Il ciccione col fucile a pompa, mamma mia. Raccogliamo un po' di munizioni. C'è qualcosa, meno male che abbiamo trovato un bell'antidolorifico qua intorno. Ottimo, ottimo. C'è un'ascia a terra, non possiamo prenderlo ovviamente. Ok, ops, ho mangiato l'antidolorifico. Mamma mia che stronzo. Ricarica Max, 2 Uzi vanno più che bene in questa situazione. Diamo un'occhiata. Oh mio Dio, bene, quest'altro stronzetto gli abbiamo fatto la barba. Avanti, andiamo avanti con la testona da biliardo che ha Max, che attira munizioni. Vediamo qua dentro cosa c'è, della vodka. Ah, antidolorifici, This was benissimo. gonna be a safe medical detox. Ottimo, ottimo, prendiamo un fucile a canne Fabiano's mozze. market value is falling by the second. I had to get to Serrano before he dumped his stock. Ottima idea Max, io dico ce la beviamo questa bottiglia di vodka, tu che dici? Jupiter, gin, non vodka. Ok, facciamoci un altro giro qua intorno, dai Max. Allora, vediamo un po' dove dobbiamo andare, ragioniamo, qui c'è una bella bombola, non è utile al nostro Max, vediamo qua su, ecco, probabilmente sarà pieno di lucchetti, anzi no. Chissà perché abbiamo preso tutti questi antidolorifici, probabilmente sarà pieno zeppo di nemici. Allora, vida de bando. Ma dove siamo? In un'arena per la lotta, per il combattimento dei galli, ragazzi, mamma mia, vediamo un po'. Qui non c'è niente. Dobbiamo andare per forza di qui. Cioè facciamoci questo bel giretto. Ok, probabilmente qua dentro. Vediamo, diamo un'occhiata. Quanti apri Max? Una Desert Eagle? Dove l'hai presa quella Desert Eagle, Max? Avevi un fucile a canne mozze in mano. Mamma mia. These bastards look different. Tougher, more capable. They didn't look like Serrano's boys, but I could tell I was moving up the food chain. I hoped Fabiano wasn't going to be served up come feeding time. Un'altra base, altri problemi ragazzi, e soprattutto altri antidolorifici, ottimo soprattutto per la salute del nostro Max. Allora, probabilmente ci avranno dato tutti questi antidolorifici, ovvero un'intera farmacia, perché questa situazione sarà molto ma molto più tosta delle altre, quindi cerchiamo di affrontarla con calma. Allora, laggiù vedo uno stronzetto, però il nostro Uzo non è così così preciso da colpirlo direttamente in testa, quindi cerchiamo di andare avanti con calma. Allora, vediamo cosa c'è qua intorno. Oh mio Dio, ci hanno visto. Stai zitto, brutto stupido. Ci stava facendo scoprire quello stronzo là sopra. Ok, con calma ragazzi, expost di brutta cassa del caspita. There Vediamo was qua no need intorno. to announce my arrival in that part of town. I'd drawn more than enough attention already. Questo è vero Max, vediamo cosa c'è qua dentro. Vediamo se riusciamo a salire innanzitutto. Maledizione, ma qua dentro c'era uno. Non siamo riusciti a entrare, maledizione. Vediamo un po', andiamo avanti. Questo stronzo, chiudi le finestre, non voglio farti male. Ma mamma mia Max che è imbranato. Fatti questi due scalini. Allora, vediamo. Oh mio Dio, c'è qualcuno. Eccoli là gli stronzetti. Vediamo se possiamo farli fuori col fucile a canne mozze e direttamente con l'Uzo. Però non lo vedo Max nei panni dell'agente 007 con questa modalità stealth. Quindi andiamo avanti un po' a incontrare i nostri nemici e a parlargli faccia a faccia. Vediamo.
Chiudi la porta, brutto stronzo. Ogni volta che vedo questi civili mi fanno spaventare. Chissà quello che pensano. Vedono praticamente un mostro e si spaventano e chiudono il tutto. Merda! Ci ha visto. Meno male che sono riuscito a sparargli un proiettile direttamente in testa. Un altro. Scappiamo. Scappiamo, ragazzi. Vediamo un po'. Ho visto altro. Carichiamo. Anzi no, prendiamo l'arma d'oro a terra. Però strano trovare un'arma d'oro in questo posto da morti di fame. Mamma mia. Chi è quello? Maradona, ragazzi. Mamma mia. Abbiamo salvato addirittura. Ah, meno male. Vediamo un po'. Ehi. Ah, probabilmente sarà morto un giocatore. Ecco, ci sono tutti i fiori. Vediamo un po'. Ok, facciamoci strada in avanti. Mamma mia, nella favela, ragazzi. Facciamoci un giretto qui intorno. Ok, vediamo cosa c'è. È pieno, mamma mia, ho visto dietro i mattoni forati che ci sono innumerevoli nemici. Quindi diamo un'occhiatina. Ecco il primo stronzetto. Sono molto più addestrati degli altri. Cerchiamo di conservare le munizioni. Ok, ricarica. Ottimo, ottimo. Questo stronzetto si è buttato all'assalto. Andiamo, Max. Ops. Ricarica, ricarica, bene. Cerchiamo di andare avanti all'impazzata. Anzi no, vediamo un po'. Questo stronzetto si è fatto vedere la testa. Buttiamoci qui in avanti. Dai, 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 Max. Entra, entra, entra. Ok. Questa che è una sputacchiera, ragazzi. Ci sono altre birre qui a terra. Probabilmente delle corone. Ok, vediamo se possiamo farlo fuori. Prendiamoci direttamente il fucile a canne mozza in mano. Ok, perfetto. Spara così tanti pallettoni che sono riuscito a beccarlo in testa, anche se avevo mirato necessariamente dall'altro lato. Ecco, questo stronzetto ci ha beccato in testa. Meno male che siamo riusciti a farlo fuori. Ottimo, veramente ottimo. Diamo un'occhiatina. Altre pillole, un altro fucile a canne mozze. Ottimo, c'è un bel ventilatore qui. Eolo, il dio del vento. Bene, prendiamoci il tutto. Scendiamo giù, ragazzi, scendiamo giù che già mi sta girando molto la testa qua sopra. Ok. Attento Max che hai pestato qualcosa, ho sentito un brutto rumore. Qua è abbastanza improbabile non pestare qualcosa. Vediamo, non c'è nulla. Probabilmente qua dentro dovremmo entrare. Infatti sì, oddio Max, ma non entrare così, mamma mia. C'è pieno zeppo di nemici, questo qua entra senza un giubbetto antiproiettili. Che ti pare che i pappagallini che hai sulla maglietta ti aiutano? Ok, entriamo all'impazzata adesso con la nostra modalità bullet time. Vediamo se c'è qualcuno. Ok, una vecchia cucina ormai depredata dalla muffa e altre non so cosa dire, altre sensazioni molto spiacevoli. Intanto ci hanno quasi ammazzato, abbiamo sprecato un altro antidolorifico. Merda, un pezzetto dietro le assi in legno. Guardate che figo il nostro Max in questa posizione. Ci vorrebbe una bella foto, una videocamera, una fotocamera. Guardate che figo, proprio in posa. Andiamo avanti. Allora, cosa c'è qua dentro? Non mi piace questo coso, sempre più putrido e più puzzolente. Vediamo. Un altro uso. Ok, cerchiamo di uscire di qui. Bene. Oh mio dio. È buono però tenere un fucile a pompa nell'altra. Un fucile a pompa, scusate. Un fucile a corto raggio in una mano. È abbastanza utile. Ok, scendiamo di qua. Abbiamo ancora 19 munizioni. Ehi, l'ho mancato questo, ragazzi. Ok. Questa volta Luzzo ha fatto la sua parte. Andiamo. Ma questa ragazzi non è una città. Questa è una giungla. Mamma mia. Cioè, ma voi vivreste in una città del genere? Ma io dico, guardate un po' dove vive questa gente qui. Mamma mia. Ma soprattutto non è una città che... io che cosa dico? È un campo di battaglia. Oh mio dio. Facevo meglio a guardare dalla finestra. C'è un jukebox qui accanto. Vediamo dietro la tovaglia. No? Dov'è, maledizione? Non lo vedo. È lassù, ragazzi.